La Regione Molise nei giorni scorsi, in occasione della Giornata Mondiale del Turismo, ha gradito premiare alcuni tra i giornalisti che hanno raccontato il territorio molisano, dandone risalto, invogliando i turisti a conoscerlo meglio, anche visitando i bellissimi centri, borghi e panorami che offre. Tra i premiati il ben noto Maurizio Drago, giornalista impegnato nella diffusione delle tradizioni culturali ed enogastronomiche dei territori. Il premio internazionale Molise in Turismo Drago lo ha ricevuto proprio per alcuni articoli scritti riguardanti il Molise. La premiazione si è svolta a Termoli, dove il giornalista veneto ha ricevuto il premio dalle mani del presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, e dal presidente dell'Ordine dei giornalisti, Vincenzo Cimino. La commissione per la scelta dei premiati era presieduta dal commissario azienda autonoma soggiorno e turismo, l'onorevole Remo Di Giandomenico, e da Rossella Iannone. Tra gli altri premiati Livio Leonardi per il suo programma di Rai 1 della domenica mattina Paese che vai, Stefano Passaquindici de Il Giornale, Mario Placidini di TV 2000, Silvana Benedetti e Franca Scotti. La motivazione: le radici di un popolo, quello molisano, vivono senza perdersi in concetti di particolare complessità. Merito a te, Maurizio, di aver concretizzato richiami di una sensibilità dal valore anti-etnocentrico. Al Befed potete gustare il delizioso panino burger con galletto da 150 grammi, accompagnato da fresca rucola, gustosa e saporita cipolla, crispy e formaggio con salsa peppers smoke. Il tutto a soli 13 euro fino al 3 ottobre. Befed ti aspetta con prodotti di alta qualità e con altre fantastiche promozioni. Befed, al parco commerciale Clodì sulla strada statale Romea, località Brondolo di Chioggia.